Tante promesse, zero fatti. Nella giornata della mobilitazione nazionale delle persone disabili contro i tagli dei servizi, anche la realtà bellunese alza la voce. Gli animi sono esasperati, le famiglie sono stanche, non ce la fanno più, hanno detto i rappresentanti delle associazioni che li rappresentano, a cominciare dal presidente regionale che vive sulla propria pelle da anni la disabilità. L'assessore Alessandra Giotto ha sempre garantito che i tagli non ci sarebbero stati, ma in effetti i tagli ci sono. Da tempo attendono un incontro con il presidente della regione. A Zaia chiedono di istituire un tavolo di confronto permanente sulle politiche sociali, di rafforzare il sistema della domiciliarità, di raddoppiare per il 2012 il fondo regionale per la non autosufficienza, ma soprattutto di chiedere al governo il ripristino integrale del fondo nazionale. Fino ad oggi il Veneto si è contraddistinto per essere una regione che è virtuosa, che dava dei servizi e quant'altro. Ad oggi vediamo che ci siamo fermati. Sono cittadini a tutti gli effetti degni di essere considerati trattati come tutti gli altri cittadini nel modo migliore possibile, oppure siamo di fronte a un tipo di civiltà che non è quella sbandierata nei discorsi. Un ultimo appello: non si prosegua sull'ipotesi di far compartecipare le famiglie ai costi dei servizi essenziali, sarebbe l'ulteriore penalizzazione alle persone più deboli e alle loro famiglie.